Il fresco ricordo di ieri, il sapore, il profumo, quei passi, la voce, la tosse, il respiro, la fretta, l'andare, il ritardo di un'ora, l'attesa, il nostro silenzio, il destino che passa portando ad ognuno quell'ora che scocca imprevista, la mente che torna sui fatti già fatti, cercando di mettere in piedi le cose cadute, i sorrisi già spenti, le parole lasciate a metà, il pianto di chi sta soffrendo quell'ora fatale che investe un po' tutti, che va nel passato lasciando il suo segno, un graffio nel cuore, la fronte increspata, sospiri che accendono e spengono il buio e la luce nell'anima in fondo, di là, gli amari bocconi, il racconto di un sogno che accade a chi ascolta e a chi non ne ha imputargli la colpa. È tutto compreso nel prezzo di chi sta vivendo. È un'onda che nasce lontana e finché non ti tocca è di là, ma quando quell'onda, quel giorno ti assale, è il tuo giorno e sei tu, nel bene e nel male. A Francisco di Sughei Luisias.